Non c'è stata mai partita tra Raffadali e Favignana, netta, anzi nettissima la supremazia territoriale della squadra di Gaetano Longo che rifila 5 reti agli isolani e lascia l'ultimo posto della classifica. Gara dominata dai padroni di casa fin dalle prime battute, ospiti incapaci di tenere testa all'avversario. Vittoria già messa in cassaforte nel primo tempo con le reti di Consiglio e Cipolla. Tutto facile per il Raffadali che dilaga nel secondo tempo rispedendo a casa il Favignana con un mortificante pocherissimo di reti. Il 3-0 lo sigla l'italo argentino Ariel Ojeda. Poi il 4-0 porta la firma di Arrigo. Chiude ancora Consiglio che realizza il 5-0. Una vittoria dunque netta che fa morale e classifica per la squadra gialloverde che domenica andrà a sfidare l'ex capolista Aragona. Il Favignana invece ha deluso sotto tutti i punti di vista ed ha ampiamente meritato la netta sconfitta. Le interviste del dopogara di Giusy Terrasi. Abbiamo preparato la partita per tutta la settimana e fortunatamente è andata bene. Quindi questo che sia di buon auspicio per la risalita poi nella classifica? Lo speriamo. E oggi siamo di qua con molte assenze, quindi sapevamo sicuramente che era una partita difficile, dato che il Raffadali si trova in quella posizione in classifica, quindi voleva sicuramente riemergere, quindi ne abbiamo fatto le spese noi, non avendo fatto tra l'altro una bella partita.